Oggi abbiamo voluto organizzare questo incontro in collaborazione con l'Ordine dei Medici di Caltanissetta. Infatti è presente il direttore della unità operativa complessa della neurochirurgia dell'ospedale di Caltanissetta assieme ai nostri dirigenti della unità complessa di radiologia e di ortopedia, il dottore Mandracchi e il dottore Turumello, e quindi con il presidente dell'Ordine dei Medici di Caltanissetta, il dottore Di Ippolito, col quale abbiamo una collaborazione continua e costante e una sincera amicizia ci lega tra noi, tra tutti i presidenti dell'Ordine della Sicilia, ma in particolare noi che facciamo parte di questa macro area di Agrigento, Caltanissetta e Enna. Abbiamo voluto fare questo incontro sulle fratture vertebrali, volendo dare un taglio particolare facendo relazionare, cominciando dal medico di igiene generale che fa la prima probabile diagnosi per la conferma della diagnosi da parte del radiologo e la terapia susseguente da parte dell'ortopedico, del neurochirurgo, e la riabilitazione e anche prevenzione da parte del fisiatra per quanto riguarda la osteoporosi, che è una delle cause maggiori che porta a queste fratture vertebrali. Osteoporosi il cui numero aumenta sempre di più con l'aumento dell'età media della popolazione. Quindi ecco, oggi faranno questi interventi tutte queste professionalità in un clima di collaborazione. C'è la multidisciplinarità dell'approccio a questa patologia. Oggi è una giornata importante dal punto di vista scientifico, l'ordine è sempre vicino all'aggiornamento dei professionisti. Parleremo delle fratture vertebrali su pazienti osteoporotiche, un tema molto importante. Si stima che circa il 20-25% delle donne dopo i 50 anni vanno incontro a frattura vertebrale e solo meno di un terzo di questi giunge ad eseguire un esame diagnostico proprio nel sospetto di questa patologia. Difatti spesso decorre in maniera silente nella nostra pratica clinica quotidiana diagnostica. Spesso ci troviamo di fronte a fratture vertebrali misconosciute, quindi magari un esame fatto per altri motivi dove si riscontra appunto una frattura vertebrale. E oggi sicuramente questa giornata mette a confronto tutte le professionalità, tutti gli attori principali, dalla diagnosi al trattamento di questa patologia. Argomento interessante, vede coinvolte diverse figure professionali. Ci sono io ortopedico, ci sono i neurochirurghi, ci sono i radiologi, ci sono i medici di medicina generale, che poi rappresentano coloro i quali vedono per primi il paziente, che seguono successivamente il paziente nel suo percorso riabilitativo. Oggi si parla di osteoporosi che interessa la colonna vertebrale. Le fratture delle vertebre rappresentano il campanellino d'allarme spesso di una condizione di fragilità ossea che poi determina le fratture da fragilità che interessano l'anca, la spalla, e che spesso interessano i soggetti anziani, che sono i soggetti più fragili, quelli che hanno molte patologie concomitanti, e che quindi una condizione, diciamo, fratturativa può pregiudicare quella che è l'autonomia del paziente fragile, portandolo all'allettamento o anche ad una condizione di inabilità che pregiudica la vita di relazione di quel paziente. Quindi penso che l'argomento sia interessantissimo, sia sempre attuale da approfondire.